Quella che fino a qualche tempo fa sembrava una scelta di pochi, soprattutto liberi professionisti, sta diventando la decisione di molti. La sanità integrativa sta facendo sempre più seguaci, anche a nord-est. Basti pensare al fondo di assistenza integrativo Sani in Veneto promosso dalle aziende del settore artigiano, una forma di tutela ulteriore che permette di ottenere il rimborso totale o parziale delle prestazioni nella struttura di fiducia. Una buona pratica che la CGIL del Veneto vorrebbe allargare anche ai dipendenti pubblici. Da qui il convegno organizzato a Mestre con vari esperti, tra i quali Maurizio Castro, ex manager Electrolux. Diciamo che lo strumento della sanità integrativa coinvolge oramai in Italia circa 10 milioni di lavoratori. Noi nel pubblico questa esperienza ancora non ce l'abbiamo, quindi stiamo approfondendo il tema per capire gli spazi che possiamo, occupare con la nostra attività contrattuale. Ma per la CGIL la questione va maneggiata con cura. Le strutture cui si rivolge l'assistenza sanitaria integrativa infatti sono spesso private o convenzionate. E qui il dibattito è quello di questi giorni, contrassegnato dalla carenza cronica di medici negli ospedali pubblici veneti e con il presidente Zaia che anche recentemente ha sottolineato come i privati pesino per il 12% del totale, la percentuale più bassa d'Italia. Insomma, per la CGIL si va avanti, ma con cautela. Il tema della sostituzione del nostro servizio sanitario universale in funzione universalistica, noi è un percorso che cerchiamo di evitare.